Noi vogliamo un Veneto forte. Abbiamo 6 priorità per renderlo migliore. Faremo un biglietto unico per viaggiare in tutto il Veneto. Il nostro sistema dei trasporti sarà completamente trasformato. Non vogliamo più code agli sportelli, bus e tram in ritardo e neppure treni soppressi. Il clima globale è cambiato e le città del Veneto non hanno potuto affrontare frane, alluvioni, terremoti, anche per l'inerzia delle giunte Galan e Zaia. Dobbiamo reagire. Entro il 2020 rinnoveremo i centri urbani, sistemeremo il dissesto idrogeologico e la nostra regione sarà più bella e sicura. Ridurremo i costi della politica. Il Veneto paga 1200 poltrone inutili. Noi taglieremo gli stipendi dei consiglieri regionali, taglieremo i vitalizi, taglieremo i rimborsi spese e aboliremo l'assegno di fine mandato. Meno sprechi, più trasparenza, più semplicità. Nomineremo un garante anticorruzione, pubblicheremo online i dati e le spese relative alla nostra amministrazione e ridurremo il numero di società partecipate difficili da controllare e gestire. Vogliamo un Veneto sicuro. Potenzieremo le forze d'ordine con nuove assunzioni. Ci saranno più pattuglie notturne. La polizia sarà equipaggiata meglio. Avremo più telecamere di sicurezza e combatteremo il degrado. Riporteremo all'eccellenza i nostri ospedali. Assumeremo 3000 nuove figure professionali. Coinvolgeremo il personale medico nella gestione delle aziende sanitarie. Creeremo 330 presidi medici. Curarsi sarà più facile e veloce. Cambieremo il mondo del lavoro. Meno burocrazia. Faciliteremo l'accesso al credito e finanzieremo le iniziative dei giovani, delle donne e delle imprese innovative. Vogliamo che l'economia riparta e per questo sosterremo gli under 29 e i neolaureati. Chi perde l'impiego sarà formato per lavorare in altri settori perché il Veneto ha bisogno di tutti. Il 31 maggio in Veneto vieni a votare Partito Democratico per un Veneto forte, un Veneto onesto, sicuro, ricco e bello.